Sono Gianni, presidente del Cogeo di Venezia. Scelgo Zaia, scelgo chi lotta per l'economia veneta e ha ottenuto 600 milioni di euro dall'Unione Europea. Una persona che ho subito capito, una persona semplice, una persona che doveva comunque fare strada nell'ambito politico veneto, perché Zaia tiene molto il Veneto, praticamente è nato per stare in Veneto. Sono Alberto, meccanico, scelgo Zaia, scelgo chi non aumenta le tasse e scelgo chi vuole che i soldi dei veneti restino in Veneto. Una persona divertente, una persona sincera, un amicone. Sono Roberta, sono una panettiera. Scelgo Zaia, scelgo chi governa con etica ed onestà. Penso che Zaia finalmente è stato un presidente molto vicino al settore dell'agricoltura, in modo particolare al settore del vino, è un enologo. Sono Lara, un'imprenditrice agricola. Scelgo Zaia, scelgo chi crede nella propria terra e sostiene l'agricoltura veneta. La proposta di Zaia di mettere sorveglianza e l'esercito sulle strade può essere utile a una maggiore tutela del territorio, perché più occhi che guardano e più si è sicuri. Sono Lorenzo, lavoro presso un'azienda di trasporto pubblico locale, scelgo Zaia, scelgo chi lotta per la sicurezza dei veneti e ha stanziato 64 milioni di euro. Mi sembra in pratica di vedere un imprenditore che ha a cuore la sua impresa, solo che la sua impresa chiama Regione Veneto e i suoi collaboratori sono i cittadini del Veneto. Sono Marco, sono un imprenditore, scelgo Zaia, scelgo chi ha aiutato 14.000 imprese in difficoltà.